È successo un grosso boato, penso sia un fulmine che è caduto proprio sull'altezza dei contatori del gas. Erano le 10 circa, 10:10 più o meno. Abbiamo sentito questo boato, è saltata la corrente interna, però continuavamo a sentire esternamente un fragore particolare, mai sentito. E quando siamo usciti abbiamo visto sull'angolo che c'era questa fiammata grandissima che non cessava e allora abbiamo chiamato appunto i vigili del fuoco. Tecnici al lavoro oggi in via Tiziano Vecellio a Rosà per ripristinare i contatori. La fiammata alimentata dalla condotta del gas ha bruciato le piante, annerito i cartelli stradali e il palo dell'illuminazione. Tanta la paura dei residenti. È stato un po' scioccante all'inizio, dopo con l'arrivo dei vigili del fuoco si è un po' sanata la cosa. Si è tranquillizzati. Sì, soprattutto i bimbi dentro. Ma ieri sera cosa c'era, signora? Il demonio. Il demonio. Stanotte che era macello, stanotte ieri che sciocchi. Che fa paura. Paura, Paura. Sempre a Rosà il maltempo ha colpito anche in via Maello, una bomba d'acqua con tantissimo vento, allagamenti e viabilità bloccata. Dell'acqua appunto caduta, sono caduti anche diversi alberi, quindi siamo dovuti intervenire sulla viabilità, in particolare con una squadra della protezione civile in via Maello, e poi sono intervenuti subito e dobbiamo ringraziare i vigili del fuoco in via Roma. Le raffiche di vento e la pioggia hanno pesantemente colpito anche la zona di Rossano Veneto. Sradicate piante nel parco di Villa Caffo. È entrata in funzione anche la cassa di espansione di via Novellette. Si è evitato così che il paese andasse sott'acqua. Per fortuna non è successo niente alle persone. L'ufficio lavori pubblici si è attivato già ieri sera e stamattina c'erano già le squadre al lavoro per ripristinare il parco di Villa Caffo e per mettere in sicurezza anche altre essenze che sono state danneggiate, di modo che non possano essere pericolose per i passanti e per le auto.